È vero? Non avevi mai vinto, solo perso e pareggiato qui? No, da direttore sì, perso e pareggiato, per cui oggi bisogna fare un applauso ai ragazzi che sono stati fantastici, insomma ha fatto una gara difficile contro una squadra difficile da affrontare perché loro sono molto bravi sulle palle inattive, hanno giocatori di valore, insomma ha fatto una gran gara, vincere 4-0 non è da poco insomma. La stessa cosa che più o meno ho detto io in diretta, non era assodato che oggi il Sandonà facesse un boccone di questa squadra. Insomma, questa Porto Marsaga è una squadra attrezzata per vincere il campionato e oggi i miei ragazzi sono stati bravi in tutti i reparti, abbiamo fatto una partita di sacrificio perché il campo anche non ci permetteva tanto di giocare perché non era molto bello, però insomma siamo riusciti ad adattarci e abbiamo portato a casa una partita che era fondamentale per il proseguo del campionato. Insomma. Avete segnato il primo gol proprio quando loro forse stavano giocando decisamente 4 minuti del secondo tempo, poi questa ripartenza di Crivaro che secondo me Crivaro adesso in questo momento puoi mettergli a qualsiasi palla, segna in qualsiasi modo. Speriamo sia come dici anche nelle prossime gare, no? Insomma siamo ripartiti bene, abbiamo fatto il gol su rigore di Fortunato, poi la partita un po' si è stappata e siamo riusciti a portarla a casa perché loro si chiudevano molto, noi con le squadre che si chiudono troppo facciamo un po' di fatica, però insomma i ragazzi non c'è da dire niente, sono stati fenomenali oggi. De Stefani forse oggi ha fatto un pochino più di fatica di tutti quanti ad entrare, poi il gol lo ha premiato. Ma no, insomma Desti ha fatto una gran partita, poi ha fatto anche gol, insomma è entrato sempre sulle azioni decisive, ha giocato anche sul ruolo non suo, insomma Sei non era contento? facile. Sì, beh, insomma sono contento per i ragazzi perché se lo meritano per i sacrifici che stanno facendo, ecco. Codigese lì davanti a un punto, questo Sì, campionato penso che la Godigese ormai sia andata, insomma adesso noi testa per eventuali playoff, insomma, però ci giochiamo partita per partita, non pensiamo agli altri, pensiamo a noi, pensiamo a vincere la prossima che è fondamentale perché altrimenti parliamo di niente. Ma devo crediti che la Godigese è andata? Bah.